Il Veneto diventerà zona bianca il 7 giugno e molte tra le attività che hanno subito maggiori perdite potranno finalmente riaprire. Siamo andati nell'Alta Padovana in un centro sportivo che è dotato di piscine interne ed esterne e di palestra. C'è tanta voglia di ripartire, ma molte cose sono cambiate. Noi siamo stati fermi tanto con tutti gli utenti. Però ci siamo risollevati, abbiamo voluto metterci in gioco riaprendo una vasca per almeno gli agonisti, per garantire loro la continuità di questo sport e per dare anche a noi la voglia di ritornare a lavorare, seppur in maniera limitata, e per non tenere fermo un impianto che è un impianto importante, per cui una vasca è stata attivata da dicembre, appena ci hanno dato la possibilità, e ancora ad oggi è così. Le altre due vasche, ahimè, non ci danno la possibilità da decreto ad oggi di utilizzarle perché sono interne, per cui aspettiamo che ci dicano qualcosa. Certo è che nell'aspettare non è che si può pensare di riempirle, sistemarle e portarle nei valori, insomma, che bisogna riportare così dall'oggi al domani. Ci vogliono almeno 10-15 giorni di tempo, per cui poi le scelte che faremo le facciamo in futuro per un settembre, per ripartire a pieno regime a settembre. Adesso cerchiamo di lavorare con quello che abbiamo di pronto. Più di 20 dipendenti, un bar interno che di fatto è stato azzerato e decine di collaboratori storici che giocoforza per sopravvivere hanno accettato altri lavori a scapito della professionalità riconosciuta da chi frequenta il centro e curata anni dopo anni con formazione. E poi ci sono gli impianti costosi e da manutenere anche se fermi. La manutenzione va fatta sempre, è un po' come una casa. Se tu lasci una casa chiusa per tot mesi, ovviamente quando la riapri ha le sue difficoltà. Figuriamoci un impianto come il nostro, perché parlo del nostro, ma come il nostro ce ne sono tantissimi altri. La manutenzione ordinaria di tutti i giorni va fatta. Di conseguenza è difficile dire accendo la luce e spengo la luce in un impianto, soprattutto in una palestra con macchinari importanti, e sono tutti macchinari Tecnogym di ultima generazione che vanno comunque resettati, riaccesi e devono avere la loro manutenzione. E le vasche, che le vasche hanno comunque una manutenzione importante che va fatta tutti i giorni. Adesso i collaboratori sono un po' diminuiti, devo dire la verità, perché giustamente non vedendo luce in fondo al tunnel qualcuno ha trovato un lavoro differente. Qualcuno anche di bravo, ahimè, che qui era, non dico un pilastro, ma quasi, giustamente io non posso biasimarli, hanno detto non possiamo continuare ad aspettare, anche questi famosi contributi, questi ristori che dovevano essere erogati a breve, a tanti non sono arrivati e si sono ritrovati a fare altre tipologie di lavori che magari lontanissime da quello che facevano qui. E di conseguenza abbiamo un bagaglio di istruttori minore rispetto a prima, dobbiamo ricominciare da capo a formarli, perché anche fare l'istruttore di nuoto, l'istruttore per i ragazzi, per gli adulti, per i disabili, per il fitness, c'è formazione. Non è che nascono e arrivano, perché noi vogliamo lavorare in un certo modo. Ora, se tutto va bene, si riparte, ma molti sono i clienti che useranno i voucher, cioè gli abbonamenti non utilizzati causa lockdown. Comunque hanno un mese di tempo per ritirarli e poi hanno un anno per poterli consumare, quindi fino a maggio dell'anno prossimo diamo la possibilità di utilizzarli subito se vogliono ripartire qui al 7 di giugno oppure magari a settembre. Certo che sono soldi che vengono a mancare, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa e ti ritrovi comunque a lavorare il mese magari di giugno a gratis, però dovendo pagare comunque gli istruttori, perché gli istruttori devono essere, non vengono compresi, quando riparti non viene compreso nel decreto, quando riparti, per cui noi diamo questa possibilità, non è dipeso né da loro, non è dipeso da noi, cerchiamo di fare la cosa migliore. L'ultima cosa è comunque la gente, insomma, che impressione avete? La gente ha più voglia di tornare, ha più paura? La gente ha voglia di tornare, quando ci telefona finalmente ben ritrovati, ora rimane l'inghippo dell'utilizzo delle docce e dei phon, che è un grosso problema. Perché molti arrivano prima di andare al lavoro oppure dopo lavoro, è chiaro che... E quindi? E quindi dobbiamo dire che ad oggi l'utilizzo della doccia e del phon non è consentita e che speriamo che da qui al 7 di giugno cambino un pochino le cose.